Un percorso di una quarantina di chilometri tra vigneti, colline e boschi da Vittorio Veneto a Valdobbiadene. Si chiamerà Cammini del Patrimonio dell'Umanità e completerà un circuito di sentieri in corso di mappatura. L'annuncio è del presidente della regione Zaia, tesserato numero uno della Umplicard. La presentazione della tessera unica del Socio Proloco 2021 è diventata l'occasione per conoscere questo progetto di valorizzazione delle colline patrimonio UNESCO. Tra i tanti percorsi che ogni comune avrà il suo, ce n'è uno unico che è strepitoso, che sarà il cammino del patrimonio dell'umanità, che attraverserà tutti i comuni di una quarantina di chilometri, tutto in mezzo a questi territori che sono eccezionali. Io vorrei proprio, e approfitto della presenza vostra, della Presidente di Montedoro, che fosse il proloco prendersi la gestione. 37 sentieri che verranno cartografati e saranno percorribili alla fine della prossima estate. Stiamo cercando di unire alcuni di questi percorsi che andranno appunto da Vittorio Veneto, quindi dall'est all'ovest del nostro patrimonio collinare, uniremo dei percorsi in modo tale da creare un vero e proprio cammino nel cuore delle colline del Prosecco. Il lavoro è tanto, è tantissimo, e noi veramente speriamo che il 2021, io credo che questa sia la speranza di tutti noi, sia l'anno della rinascita, sia l'anno della ripartenza.